Il coronavirus potrà anche aver cambiato molte abitudini di ognuno di noi, ma non ha intaccato l'affetto che il mondo nutre verso Sant'Antonio di Padova. Quest'anno la festa del Santo, che cade sabato, sarà seguita da Rete Veneta con una lunga diretta dalla città che accolse il frate francescano e dai luoghi che recano il segno del suo passaggio su questa terra. Si parte domani sera alle 20 con la diretta della celebrazione del transito di Sant'Antonio dal santuario Antoniano dell'Arcella e alle 21:15 Rete Veneta trasmetterà il concerto di Antonella Ruggiero dall'altare maggiore della Basilica del Santo. Sabato saremo in diretta per tutto il giorno, dalle 6 del mattino fino alla chiusura del portone della Basilica. Durante l'intera giornata Rete Veneta seguirà gli eventi, le sante messe, le testimonianze di religiosi e pellegrini, la vita del santo e tutte le iniziative legate alla festa. Cuore della giornata sarà la benedizione all'intera provincia di Padova, che si svolgerà con un volo in elicottero delle reliquie del santo sui luoghi simbolo dell'emergenza coronavirus.